Amici di Directa Sport, benvenuti al Paladante di Sesto, l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A2 Girone B. Si gioca tra Città di Sesto e Lazio. Dunque dopo il rinvio della gara contro il Nord-Ovest, il Sesto cerca di dar seguito all'ultima vittoria interna maturata contro la Roma e di togliere finalmente il segno meno dalla propria classifica dopo la penalizzazione estiva. La Lazio invece vuole portare a casa un altro scalpo isolano dopo aver superato sabato il Monastir con il risultato finale di 4-1, mentre sentite in sottofondo senz'altro la presentazione delle squadre che stanno per scendere in campo. Si gioca quest'oggi in anticipo, come detto, per ragioni logistiche dettate dagli spostamenti della squadra ospite, spostamenti sempre più difficili e complicati ovviamente durante la pandemia. Città di Sesto vittorioso su questo campo per 7-4 2 settimane fa, lo ricorderete, contro la Roma, e dunque si cerca ancora di fare dei punti. La Lazio che ha diverse partite da recuperare, ne parleremo nel corso della nostra telecronaca. Sono 3 in totale: l'esordio contro l'Olympus, la partita casalinga contro il Ciampino e poi quella esterna contro l'Italpol. Ci attendiamo una partita davvero frizzante, con entrambe le squadre assolutamente determinate a portare via il bottino pieno. Le squadre stanno per iniziare intanto questo match agli ordini dei signori Giovanni Varola della sezione di Olbia e di Leonardo Spano, anch'egli della sezione di Olbia. Al crono c'è Serena Orgiu invece di Cagliari. Il Città di Sesto in maglia bianca con risvolti rosso-blu, maglia nere invece con risvolti dorati per gli ospiti della Lazio. Ancora qualche istante di attesa prima del calcio d'inizio di questa partita, qualcosa da verificare a ridosso della panchina della Lazio. Come detto, che ha superato la neopromossa Monastir Cosmoto con il risultato di 4-1 nell'ultimo turno. Le reti sono state realizzate da Amazawa, Tubau, Capponi e Flores. Si tratta ovviamente di una squadra storica mentre inizia questa partita, una squadra storica del movimento nazionale del futsal, con uno scudetto all'attivo, 4 Coppe Italia, tanto blasone per una società che si augura con questo progetto di ritornare il più in alto possibile. Ora c'è la rimessa in gioco per la squadra guidata in panchina da Wilson Santos Araujo, con Francini che arpiona questo pallone. Scarico all'indietro per Cau e poi Ugo Ramada ancora a dialogare con il compagno, il pallone che si perde fuori. La rimessa in gioco già eseguita da Nicao, quindi Lupi, poi il pallone che circola a beneficio del compagno di squadra, qui attaccato da Cau. Tubau e poi il tentativo il suggerimento in diagonale a beneficio del giocatore in maglia numero 13 Capponi. Pallone troppo lungo però, e Muscas, il portiere villacidrese del Città di Sesto, ha già fatto riprendere il gioco. Subito attaccato qui Cau, il pallone deviato oltre la linea laterale. L'ultimo a toccare peraltro era stato proprio il giocatore del Città di Sesto. Allora si riparte con il possesso laziale. Lupi, lo scambio con Capponi che termina giù, c'è il fallo, lo ha commesso Cau, che era intervenuto con troppa veemenza nell'ultima circostanza. Ancora Lazio dunque con Tubau. Bello qui, quantomeno nelle intenzioni, il pallone in verticale letto bene, però poi si libera al tiro Renan Correa, stringe troppo però la conclusione del destro, la sfera che si perde fuori. Ha tanta voglia di far bene Renan, che ritrova il parquet dopo l'espulsione rimediata contro il 360, capolista di questo girone B della Serie A2. Un turno di squalifica per lui, poi il rinvio
questo oggi ha senz'altro voglia di mettersi in mostra. Ugo Ramada per Muscas, guarda e poi vede il movimento di Francini, tempestiva qui l'uscita di Pardal, estremo difensore della Lazio, a deviare e il pallone fuori, dunque rimessa in zona offensiva per il Città di Sestu con Ugo Ramada che è pronto qui all'azione, prova a mettere in mezzo l'ex AEK Atene tra le altre. Lazio coperta qui, non concede facilmente degli spazi. Può riprovarci però il giocatore portoghese classe 1986, lo scambio con Francini. Ha recuperato la Lazio, questo lancio che però è assolutamente irraggiungibile per Tubau. Muscas, Ramada, ecco che scatta il pressing della Lazio con Nikao addirittura a ridosso del portiere qui. Cau a tu per tu con Pardal, non riesce a realizzare, gran bella uscita però dal pressing per il Città di Sestu, subito a creare una palla gol, fin qui la più interessante della partita. Buona l'uscita di Pardal a chiudere lo specchio, a ipnotizzare Cau. Anche il Sestu non scherza in termini di pressione, recupera il pallone, va a realizzare con questo diagonale perfetto di Renan Correa. Cambia il risultato al Paladante, 17:51 da giocare nel primo tempo. I rossoblù sono avanti. La firma, ripetiamo, è di Renan Correa, l'ex Olympus, che si è fatto trovare prontissimo a capitalizzare al meglio questo pallone recuperato in una zona molto alta del campo dalla Città di Sestu. Pressione laziale ma pressione anche rossoblù, che subito ha pagato dunque dei dividendi. Vedremo quale sarà la reazione biancoceleste ora con Tubau che gioca questo pallone leggermente arretrato ma comunque raggiunto da Capponi, quindi c'è Lupi ad alimentare l'azione biancoceleste. Correa in pressione, altrettanto fa Ramada che poi interviene su questa linea di passaggio, non parte qui il contropiede del Città di Sestu con il lancio lungo a premiare Lucas Francini e allora mette giù qui Tubau, attaccato forte da Goramada. Spalle alla porta, trova uno scarico Tubau, Capponi, Lupi, ancora Tubau, fermato fallosamente, intervento in ritardo in questo caso ai danni del giovane veterano laziale. 17:04 da giocare, secondo fallo per il Città di Sestu, campo dunque per Chilelli che va a prendersi il pallone per questa battuta. Sarà Daniele Chilelli dunque a cercare la conclusione. Preoccupato Muscas, il portiere classe 2000 del Città di Sestu, va a disporre la barriera, lunga rincorsa per Chilelli. È arrivato il fischio dell'arbitro, parte Chilelli con il mancino, cercava qui un invito per il taglio di Capponi. Era uno schema ma non si è capitalizzato per la Lazio, che potrà comunque usufruire di un corner da destra. Lo stesso Chilelli è pronto alla battuta, ha provato a calciare Nikao, in precedenza c'era stata una respinta secondo i giocatori della Lazio con un braccio da parte di Cau. Gli arbitri non hanno ritenuto opportuno segnalare questa presunta infrazione. Allora Lucas Francini bene in orizzontale da Cau e prova a incrociare ancora con il destro. Su di lui si oppone però Capponi e dunque c'è la rimessa per i rossoblù che restano in zona offensiva. Renan è pronto alla battuta, morbido per Ugo Ramada che può riorganizzare la manovra dei suoi. Ora Cau, buono lo spunto, si sposta il pallone sul destro, se lo allunga però a dire il vero anche un po' troppo. Allora Nikao riesce a ottenere questa rimessa, mentre segnaliamo l'ingresso in partita di Ruzier, 34enne, ex Lido di Ostia e Atletico Ciampino tra le altre. Eccolo subito in azione con la maglia numero 7, costruisce la Lazio ora con Lupi, la palla verso Chilelli, prova a far passare con il tacco, non si lascia sorprendere qui però Ugo Ramada. Le indicazioni in panchina di mister Wilson sono anche quelle di Alessandro Bagalà. Dall'altra parte ricordiamo che il punteggio è già cambiato qui al Paladante, ha segnato Renan e
ha portato avanti il Città di Sesto ed eccolo ancora in contropiede, qui però è in anticipo Nikao, ha provato a non buttare via questo pallone Pardal, ha finito però col concedere questa rimessa sempre sul fronte offensivo alla Città di Sesto. Cau con il sinistro incrocia, arriva il raddoppio del Città di Sesto, la botta col mancino in diagonale per Cau, Pardal ingannato. C'è stata peraltro anche una deviazione assolutamente ininfluente prima che il pallone oltrepassasse la linea di porta da parte di Nikao, e dunque Città di Sesto 2, Lazio 0. Celebrato così il raddoppio dei rossoblù, inizio in salita per la Lazio che sperava dunque di dar seguito alla bella vittoria interna contro il Monastir nell'ultimo turno. Prova ora anche Ryo Amazawa a dare un po' di verve alla sua squadra, deve reagire. Partita che comunque è appena iniziata. Chilelli cerca la conclusione dopo essersi girato, ottiene quantomeno il corner. L'ultimo tocco è stato di Ugo Ramada. È pronto Chilelli a battere il suo pallone verso Lupi, poi Ruzier non può fare tanto, non riesce ad arpionare la sfera. Città di Sesto che dopo la vittoria sulla Roma sembra, quantomeno è la nostra impressione, essersi scrollato di dosso un po' di insicurezze che invece avevano caratterizzato le prime due gare, due derby sfortunati, con la sconfitta interna per 5-2 proprio contro il Monastir e poi l'altro KO per 3-0 al Palaconi di Cagliari contro il 360. Ora la squadra si esprime in maniera decisamente migliore sia nella qualità di gioco che dal punto di vista dell'atteggiamento, molto intenso in questi primi minuti, primi 4:30 in particolare, che se ne sono andati in questa gara. Ora Renan, quindi Cau prova a contendere il pallone a Ruzier, l'ultimo a toccare è stato proprio Cau, in questo caso nel contrasto con Ryo Amazawa. Il pallone rimesso in gioco, giocato poi verso Chilelli. Chilelli non trova la collaborazione dei compagni, redarguisce anche per la scarsa collaborazione. Ha già recuperato però la Lazio, passa a Lupi, buono lo scarico, il mancino da buona posizione di Ruzieri, il pallone che si spegne fuori non di tantissimo. Prova quantomeno a scuotersi la Lazio dopo un inizio molto difficoltoso, è arrivato a questa conclusione dunque da parte di Ruzier. Qui la sfera in banda, irraggiungibile per Cau, Pardal. Ora Mazawa lo controlla Ugo Ramada che gli concede un po' di spazio. Lupi in orizzontale dalle parti di Chilelli a smistare per Ruzier, conclude la posizione difficile. Qui è pronto Muscas con la deviazione, chiude il primo palo. Il ventenne portiere del Città di Sesto concede comunque questo calcio d'angolo, preme la Lazio. 14:40 da giocare nel primo tempo. Chilelli che si coordina, manda alle stelle l'esperto pivot classe 1983 della Lazio. È pronto Renan, giocatore che ricordiamo ha sbloccato questa partita. Renan che ha realizzato il suo secondo gol stagionale. Per quanto riguarda Cau invece è stato il terzo. Cau che ha pure recuperato questo pallone, qui c'è l'anticipo di Amazawa che però non può poi controllare. Anzi, segnaliamo l'ingresso in campo di Angelo Casu con il numero 8 per il Città di Sesto. Ad ogni modo è pronto Renan che serve qui Francini, sbaglia lo stop il giocatore di origini argentine. Avanza Lupi, Nikao pettina il pallone con la suola e poi va da Amazawa, il giapponese, verso Chilelli, fa sportellate Chilelli, poi l'anticipo di Francini, attenzione al contropiede, 2 contro 1, Francini, l'uscita provvidenziale di Pardal che resta pure infortunato nella circostanza, colpito in una zona del corpo abbastanza delicata per questa ragione.
è a terra il portiere della Lazio. Campo anche per Dionisi, intanto Andrea Dionisi sul parquet con il numero 5, 13:56 da giocare nella prima frazione qui al Paladante. Città di Sesto 2, Lazio 0. Ricordiamo i marcatori sul tabellino, fin qui sono Renan e Cau. Si rialza Pardal, non dovrebbero esserci particolari problemi per lui. Pardal, ricordiamo, fratello di Pato Dalmaz nella città di Falconara, mentre è da ripetere probabilmente qui la battuta di Lucas Francini. C'è stato il fischio dell'arbitro e allora gioco nuovamente fermo, si spiega Francini con il direttore di gara. Attenzione a Casu che si può liberare per la battuta con il sinistro da posizione molto difficile. La coordinazione non era assolutamente facile per Angelo Casu. È già ripartito Dionisi, poi Lupi. L'ultimo tocco qui è stato di Ugo Ramada, giocatore campione di Francia nella stagione 2018-2019 con il Toulon e in generale abituato a vincere. Qui provvede a un altro prezioso anticipo, non parte però in questo caso il contropiede del Città di Sesto, non ci sono spazi, chiede l'1-2 Francini, è buona però su di lui la copertura, allora deve esplorare altre soluzioni la squadra sestese che qui sbaglia sul retropassaggio, ne stava per approfittare Tubau, così ci mette in qualche modo una pezza la squadra rossoblu. Ramada, Francini in orizzontale per Gaston Bueno, interessante l'imbucata per Casu, ancora Bueno, gioca bene il Città di Sesto. Francini all'indietro, ancora Ramada, sale la pressione della Lazio, pallone destinato a Casu, il duello fisico con Nicao, l'ultimo a toccare è stato il numero 8 rossoblu, rimessa per la compagine capitolina. Dionisi, Lupi, ancora Lupi a orchestrare la manovra, c'è il taglio di Tubau, riceve Dionisi, prova ad accentrarsi il numero 5 attaccato forte da Ramada. Nicao, benissimo questo invito, l'uscita di Muscas e Tubau accorcia le distanze, la Lazio è in partita. Il gol del numero 14 biancazzurro, pregevole l'apertura che ha messo il giocatore biancoceleste in precedenza di fronte a Muscas in una situazione di 1 contro 1 sostanzialmente. Poi anche tanta freddezza nell'aspettare il varco. La Lazio è lì, dunque 2-1 qui al Paladante. Tubau sul taccuino dei marcatori. Ora senz'altro riprenderà coraggio la squadra di mister Bagalà, mentre il Città di Sesto manda in campo l'eterno capitano Gigi Asquer, classe 1971. Lancio a premiare Francini che perde il duello fisico ma va a riconquistare il pallone, calcia con il sinistro, soluzione interessante qui per Lucas Francini, fuori di poco. Pardal era comunque sulla traiettoria, partita davvero vivace qui al Paladante con varie occasioni e già 3 reti quando non siamo neanche alla metà del primo tempo. Promette bene dunque questo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A2 girone B. L'intervento qui pericoloso ai danni di Asquer che chiede il fallo, si continua a giocare, il pallone tra i piedi di Casu proprio per Asquer, prova a duettare con Casu, il pallone termina fuori. Cartellino giallo intanto per Capponi che è il primo ammonito di questa partita, probabilmente proprio a causa dell'intervento in ritardo in precedenza ai danni di Asquer. Il primo fallo della partita per la Lazio.
Lupi ha lasciato partire questo diagonale, sul quale non può intervenire Tubau. Non ci sono state altre deviazioni, è pronto Asquer. Va lungo Asquer, qui riesce in qualche modo a prendere posizione Azzeni e favorisce la manovra del Città di Sesto. Azzeni a segno, lo ricordiamo, nel corso della gara con la Roma. Ancora Tubau che ci ha preso gusto, ma la sua conclusione col mancino è stata respinta. Tubau, spalle alla porta, si gira, Asquer fa ottima guardia. Ci mette anche un po' di mestiere il numero 2, pronta la rimessa in gioco per la Lazio. Indicazioni di mister Bagala, Dionisi sul pallone, Musca si allontana e poi la velocità di Azzeni, che però è solo contro 2 avversari, prova ad andarsene in rapidità, ma non ci sono assolutamente spazi per quel tipo di giocata. Dionisi, Lupi, ancora Dionisi, l'attacco di Bueno, buono il controllo con il petto di Tubau, osserva la situazione, coinvolge Capponi, arriva Dionisi, Capponi di prima, Lupi, prende campo la Lazio, pallone dentro, ancora un invito molto interessante di Tubau, ben posizionata però a protezione della propria porta la squadra di Wilson, che ora deve difendersi ancora. Ruzier, poi Tubau, Lupi, Capponi, cerca di puntare nell'1 contro 1 Azzeni, lo attacca Azzeni, lo costringe a indietreggiare. Lupi, l'anticipo di Asquer, vediamo se parte ora il Città di Sesto con Azzeni, Bueno in orizzontale per Casu e poi ancora Bueno, Asquer, il taglio di Casu che era partito un po' in ritardo rispetto al servizio del compagno, comunque difficile da raggiungere, pronta a far riprendere il gioco la Lazio mentre siamo ormai alla metà del primo tempo qui al Paladante. Città di Sesto che conduce per 2-1, ma la partita veramente apertissima a qualsiasi genere di epilogo, appare equilibrata fino a questo punto. Correa ritrova il parquet, chiede un po' di movimento a Bueno e poi lancia lungo in una zona in cui Azzeni non può assolutamente arrivare. Pardal, prezioso, già con 2 interventi. Siamo dall'altra parte con Muscas. Asquer avanza, palla al piede, Gigi Asquer, passaggio qui forse un po' telefonato, allora Chilelli va dritto in porta, l'ultimo tocco è stato di Bueno che ora urla per suonare un po' la sveglia. Qualche errore di troppo negli ultimi minuti per la squadra isolana. Attenzione, qui a un'altra possibilità in contropiede, 3 contro 2, Asquer si allunga troppo il pallone, anche Pardal era andato in uscita per disturbarlo. In ogni caso è pronta sempre a ripartire, a far male in transizione la squadra di Wilson. Tubau, Ruzier, Lupi attaccato da Bueno, pallone che circola ancora per Tubau e la Città di Sesto molto attivo qui con il pressing e proprio grazie al pressing è riuscito a passare avanti in questa partita. Vediamo qui qual è l'indicazione arbitrale, si ripartirà con una rimessa da zona difensiva per la Lazio. Ancora pericoloso qui Azzeni, mettono in difficoltà Ruzier. Non c'è verso di far riprendere il gioco perché vediamo un po', probabilmente c'è stato il cambio fallo qui. È così infatti il pallone per il Città di Sesto. Renan lascia l'incombenza da Asquer. La ribattuta che consente ai padroni di casa di restare sostanzialmente lì. Stavolta però con il corner sul quale è pronto Ugo Ramada in 2 tempi. Pardal la tiene lì. 9 minuti e 5 da giocare nel primo tempo. Resiste il vantaggio dei padroni di casa, mentre questo lancio del portiere brasiliano si perde direttamente oltre la linea laterale. Asquer qui sbaglia tutto, Tubau si mangia il gol del 2-2. Incredibile opportunità per la Lazio sul mancino di Tubau. Clamoroso errore qui di Gigi Asquer.
con una rimessa in gioco pigra e di facile lettura per l'avversario. Città di Sesto graziato mentre riparte Ugo Ramada. Bene qui l'invito per Gaston Bueno, leggermente troppo lungo, ma si era aperto uno spazio interessante. Chilelli prende posizione contro Asquer e poi il tiro fuori da parte di Nicao. Si è fatta rivedere la Lazio, che ora preme forte a caccia del 2-2. Niente male la conclusione di Nicao, fuori davvero per una questione di centimetri. Prova a passare qui Correa, ma si porta il pallone fuori. Sforzo offensivo per la Lazio. Ruzier, e non trovato Chilelli. Chilelli che si spiega con mister Bagalà a distanza, ha detto sono sempre solo. Vorrebbe maggiori rifornimenti dai compagni. Qui c'è l'irregolarità ai danni di Cau. Secondo fallo per la Lazio, 8:30 da giocare nel primo tempo. Punizione rossoblu eseguita da Cau. Bueno, Ramada, Cau. Fitta rete di passaggi che non è sufficiente a superare la pressione ancora della Lazio. Allora lancio lungo di Muscas direttamente, sembrava dalle parti di Pardal, interviene di testa Nicao che non si era accorto di essere da solo e allora regala sostanzialmente questa rimessa al Città di Sesto. È stato forse Renan qui l'ultimo a toccare, non è così secondo la lettura arbitrale. Ramada dentro da Francini, buono l'invito con il tacco in anticipo Lupi. Anche qui vuole la rimessa Lupi, rimessa che viene invece assegnata al Città di Sesto. Non si dà pace il 23 biancoceleste. Proteste che arrivano anche dalla panchina nella Lazio. Ramada, Renan Correa, Ramada, la pressione di Lupi ancora, insiste il Città di Sesto, il pallone che passa dai piedi di Francini, ha provato ancora il tacco per la corrente Renan senza successo, ma è stato molto bravo a recuperare Francini dentro da Ramada. Il tiro con il destro respinto da Ruzier. Riparte Muscas con calma. Ora il Città di Sesto che prova a riprendere un po' il sopravvento. Francini, il taglio di Cau, molto buono il tiro addosso a Pardal. Non è finita, Renan alto. Bene qui il Città di Sesto, però qualche problema per quanto riguarda l'ultima difesa della Lazio, concesso un po' troppo facilmente lo spazio ad Andrea Cau. 7:30 da giocare nel primo tempo, una gara che fin qui non ci ha assolutamente annoiati. Ramada nell'1 contro 1 non lascia passare Tubau. Capponi, Tubau dentro, altra invenzione potenzialmente molto interessante per il taglio di Lupi. Fatto buona guardia però anche qui la Città di Sesto. Lazio che riesce tanto in tanto a mostrare delle trame di gioco davvero molto interessanti. Altro anticipo di Ramada, stavolta aereo su Tubau. Giocatore portoghese molto esperto, diciamo che ha vinto tanto in giro per l'Europa e che vanta anche diverse presenze con la nazionale portoghese. Lupi, il pallone smorzato e allontanato da Francini il più lontano possibile per evitare guai. Il pallone peraltro ha toccato anche il soffitto del Paladante, dunque si riprenderà per questa ragione con la rimessa in favore della Lazio. 7 minuti 2 secondi prima della sirena di metà gara. Bagalà a dire qualcosa a Nicao, a ridosso della panchina chiede qualcosa anche Lupi. Ha provato a esplodere la bomba da lunghissima distanza. Tubau ne ha ottenuto quantomeno una rimessa. Anzi, si tratta di angolo, se non abbiamo visto male. Proprio così, angolo, tutto da Lupi. Liberato al tiro Lupi, Muscas in due tempi e poi Nicao
col salvataggio sulla linea di Ramada. Hanno timidamente chiesto il gol i giocatori della Lazio, senza neanche troppa convinzione. Da questa posizione insomma è sembrato assolutamente intervenire in tempo utile il giocatore del Città di Sesto, ma ancora nitida chance per i biancocelesti. Chance da segnalare senz'altro sul nostro taccuino. Attenzione qui a Francini, che è riuscito a evitare i lupi. Francini col destro fermato da Tubau, rischia qualcosina qui anche a Mazawa, recupera Correa. Ramada dentro da Francini, il movimento di Correa, diagonale velenoso qui di Correa. Pardal a tenere in piedi i suoi. Davvero partita molto bella e vivace qui al Paladante. Complimenti a entrambe le formazioni. Lungo Muscas, sempre a cercare Francini, stavolta è pulito. Anticipo di Lupi a Mazawa, avanza il giocatore nipponico. Lupi chiede il pallone ancora a Mazawa, si va dall'altra parte dove c'è Nikao, il destro di Nikao. Muscas stavolta si esalta. Bravi fin qui i due portieri, autori entrambi di diverse parate tutt'altro che semplici. È pronto Tubau a rimettere in gioco, allontana Renan che era impegnato a duello con Amazawa. Capponi, Lupi, poi Amazawa a puntare Renan. Lupi controllo con la suole, poi il pallone a cercare ancora Tubau. Amazawa, insiste la Lazio. Lupi, Tubau, ha esploso quel mancino, troppo largo però. Renan, il taglio di Cau, protegge l'uscita del pallone Pardal, che aveva letto bene quei tempi ma rischia tantissimo la Lazio. Un pallone troppo corto di Dionisi per Lupi, stava per mandare sostanzialmente in porta Lucas Francini. 5:37 sul cronometro del primo tempo. Attenzione a Ramada, direttamente tra i piedi di Francini, che appoggia comodamente il 3-1 del Città di Sesto. Allunga ancora la squadra di Wilson, lo fa con l'argentino Lucas Francini, che è stato abile a mantenere la necessaria lucidità di fronte a Pardal, colpevolmente dimenticato dalla Lazio nell'ultima circostanza, e allora opportunamente celebrata la rete del giocatore in maglia numero 20. Noi in concomitanza col time out ci fermiamo per qualche istante, un po' di pubblicità e poi torneremo in diretta. Seconda rete in stagione dunque per Lucas Francini, ritrova il +2 il Città di Sesto. Ben trovato sul secondo palo Francini, con un bel appoggio in diagonale col destro ha battuto Pardal. Lazio che più volte dal canto proprio era andata vicinissima alla rete del 2-2. È una partita che davvero si gioca sul filo dell'equilibrio. Qui prova a girarsi Tubau, non gli concede neanche un centimetro, però Ugo Ramada lo ferma con la collaborazione proprio di Francini. Rimessa dunque sul fronte offensivo per Lupi. 5:23 da giocare nel primo tempo. Lupi, il tocco per Tubau, l'ultimo a toccare qui è stato Ramada. Dionisi sul corner. Tubau ancora in scivolata. Francini guadagna peraltro anche la rimessa, facendo carambolare il pallone sulle gambe dell'avversario. Parquet che va asciugato. Noi ne approfittiamo per ricordarvi anche quelle sono le altre partite che compongono questa quinta giornata, con
La capolista 3,60 che riceverà la visita dell'Active Network. La Leonardo Cagliari invece sarà protagonista sul parquet del Ciampino. Poi Italpol contro Nord-Ovest, Monastir contro Roma e Olympus contro Mirafin. E facciamo il punto anche per quanto riguarda gli infortunati. Non c'è Soro nella città di Sestu, mentre seguiamo prima questa azione di Francini che provava ad aprire lo spazio per Ramada, contropiede orchestrato qui da Tubau in orizzontale, da Dionisi. Attenzione alla Lazio, qui c'era tanto spazio per Tubau, non è riuscito a recapitargli il pallone il compagno. Pardal in anticipo su Renan e poi Capponi, Lupi in diagonale da Dionisi. Ancora Lupi col destro, la rasoiata che si spegne a lato. Dicevamo a proposito delle assenze, Soro 2 mesi di stop per lui a causa di uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio destro. Manca ed è un'assenza importante anche Flores per quanto riguarda la Lazio. E anche per lui si tratta di un infortunio. Può riprendere il gioco al Paladante con Renan. Ramada di prima ancora per il numero 10. Bueno non può arrivarci. Torna Chilelle in campo. Il pivot della Lazio, giocatore esperto. Servito con una finezza qui da Dionisi. Capponi. Pardal direttamente tra i piedi di Chilelli, smista benissimo per Lupi, arriva Ramada in tempo utile per deviare questo pallone. Chilelli ancora allontana, e Bueno anche con l'urlo per caricare i compagni. Chilelli sistema il pallone dentro, si sono spintonati a vicenda Bueno e Capponi. Gli arbitri scelgono di lasciar correre, di assegnare la rimessa alla città di Sestu. Attenzione qui al taglio di Francini che può calciare in porta. Pardal si oppone. Occasioni a profusione qui al Paladante, davvero da una parte e dall'altra, non c'è un attimo di sosta. Renan sul corner dentro per Francini che aveva una buona fetta di porta libera davanti a sé, posizione peraltro ravvicinata, ma il gioco è stato fermato ancora una volta. Attenzione qui alla pressione di Bueno. Dionisi avanza, palla al piede, Dionisi scarica per Lupi. Chilelli, la manovra laziale, bene, il taglio centrale di Lupi e poi non riesce a realizzare Dionisi. Si salva il città di Sestu. Manovra veramente pregevole a dir poco da parte della Lazio a liberare Dionisi al tiro nell'ultima circostanza. Il città di Sestu con un grande sforzo a protezione della propria porta. A questo punto 3:50 per concludere il primo tempo. Non è finita perché i biancocelesti possono usufruire di questo corner che verrà battuto tra qualche istante da Lupi. Ha asciugato il parquet, allora si può riprendere a giocare. Lupi sul pallone, il tiro di Chilelli. Non era stata autorizzata la ripresa del gioco però è dunque tutto da rifare. Si sono spiegati Lupi e il direttore di gara è pronto a smistare verso Chilelli che aveva caricato il mancino potente ma respinto. Ancora Lazio. Dionisi. Lupi tiene in campo, preso in consegna da Ramada. Dionisi ancora, alza questo pallone per Capponi. Interessante qui la spizzata per Chilelli, l'anticipo di Renan. 3:34. Città di Sestu 3, Lazio 1. Dionisi, pallone morbido per Chilelli che però si perde fuori.
Correa, forse un intervento in un gioco pericoloso di Dionisi, dicono i giocatori della panchina del Città di Sesto, con il braccio invece. Intanto bel numero di Ramada, che aveva veramente mandato al bar qui Capponi, poi anzi Nicao, poi ha alzato un po' troppo la mira. Giocata di gran classe davvero da parte dell'ex AEK Atene, Boavista e tante altre squadre importanti. Nicao per Chilelli, si gira, Muscas alza sopra la traversa, è stato qui rapidissimo Chilelli. A sorprendere la difesa rossoblu. Lupi, Nicao, Dionisi attaccato ancora in maniera vigorosa, è costretto a tornare dalle parti di Pardal, pensa addirittura al destro in porta ma sbaglia tutto qui l'estremo difensore bianco-celeste. (2:47 da giocare nella prima frazione). Rimesso in gioco Renan, Ramada, Cau, Ramada ancora. Il taglio centrale di Cau che non può essere servito, si alza ancora la pressione della Lazio, prova a risolvere da solo Renan, l'ex Olympus è rapidissimo, guadagna spazio, cerca un invito dall'altra parte per Ramada, il pallone leggermente troppo avanzato, resta comunque una idea interessante per Renan. Si gira bene qui Dionisi a eludere la pressione, Nicao, Dionisi, Nicao, Lupi in diagonale a tagliare il campo ancora per numero 5. In ogni caso c'era Cau pronto a coprire quella zona del campo. Stesso Cau che fa riprendere il gioco, Bueno riesce a toccare, poi va a superare Lupi che però fa valere il fisico. Chilelli, pallone in gioco, Chilelli attende i compagni, trova Lupi col destro, il pallone è fuori, ha calciato male qui Lupi. Aveva anche lui una buona visuale di fronte a sé, non è riuscito a inquadrare la porta, allora Muscas fa ripartire il Città di Sesto, si era girato molto bene qui, Cau si è preso il fallo di Nicao. Ultimi 2 minuti del primo tempo con i padroni di casa avanti per 3-1. Renan, Ramada, Pardal in anticipo, c'era in agguato Francini, Nicao, Tubau, ancora Tubau inseguito da Correa, Chilelli fa scorrere bene per Ruzieri il sacrificio, quindi Lucas Francini che interviene in spaccata, devia il pallone fuori, continua a giocare con una piccola porzione del campo che è bagnata, potrebbe essere pericolosa per i giocatori in campo. Si prosegue ad ogni modo con Chilelli, Chilelli infatti scivola leggermente qui, poi la pressione di Correa che prova a portargli via il pallone, con la collaborazione di Francini ci riesce, 3 contro 2 ancora per il Città di Sesto, conduce Francini, Ramada dentro ancora per Francini, capisce tutto Nicao che poi si lancia dall'altra parte, il doppio passo è pregevole ma arriva da dietro Ramada, finisce giù, protesta la panchina della Lazio che voleva il fallo, si continua ancora. Renan, ultimo minuto del primo tempo e poi Casu respira, ora il Città di Sesto prova a rallentare un po' il battito, ora un po' impazzito di questa partita. Renan, Francini, Renan lungo, Ramada non può tenere in campo. Capponi, il tiro dalla distanza che prende la base del palo, ci ha provato Ruzier. Gran botta di Ruzier che ora si spiega con mister Bagala che non aveva, diciamo, accolto con grande favore questa sua soluzione personale. Ruzier gli ha fatto notare: guarda che ho preso il palo. Queste sono state le sue parole e in effetti questa è una delle principali opportunità della Lazio, un primo tempo che ha visto varie volte i biancocelesti vicini alla marcatura,
oltre ovviamente a quella andata a segno da Tubau, insomma concretizzata dal giocatore in maglia numero 14, è stato però più preciso senz'altro in fase realizzativa il Città di Sesto, che è passato 3 volte e conduce. Attenzione ancora a Francini, duello con Ruzier, riesce a deviare. Time out in campo, stavolta a chiederlo è stato Wilson. Mancano 24 secondi al termine del primo tempo, ricordiamo che il Città di Sesto è avanti per 3-1 sulla Lazio. Noi ci fermiamo ancora qualche istante. Eccoci tornati per vivere assieme gli ultimi 24 secondi di questo bel primo tempo tra Città di Sesto e Lazio, e l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A2 Girone B. È pronto Ugo Ramada sul pallone, Correa dritto in porta ma chiude male con il piatto destro. Pardal subito lungo l'uscita di Muscas, che in qualche modo riesce ad arrivare sul pallone, poi Ruzier ha concluso in tempo utile ma era abbastanza, diciamo, scordinato nell'ultimo caso, non poteva fare molto meglio da lì. 17 secondi residui sul cronometro, il Città di Sesto ha già perso il pallone, allora c'è spazio per un'altra offensiva della Lazio. Pardal ancora in porta, una cannonata che termina abbondantemente alta. Ci può provare dunque il Città di Sesto, vediamo un po' qual è l'opzione scelta. Lancio lungo per Francini, poi Pardal, 3 secondi, Nicao, Ruzier. Finisce qui la prima frazione, il Città di Sesto è avanti per 3-1 sulla Lazio. Decidono fin qui le marcature rossoblù di Cau, Correa e Francini. Ha realizzato invece Tubau per la Lazio. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ovviamente torneremo in diretta per raccontarvi la seconda frazione. Restate con noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci tornati in diretta, pronti a vivere la seconda frazione di Città di Sesto Lazio, anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A2, parziale che vede avanti i padroni di casa per 3-1, ma partita vibrante e assolutamente a tratti anche spettacolare quella che abbiamo vissuto nei primi 20 minuti, e ci sono tutti i motivi per credere che sarà così anche nel corso della ripresa. Francini, Correa, Casu, Ramada e Muscas per il Città di Sesto in campo al principio di questa seconda frazione. Qui poi gioca il pallone ancora la squadra rossoblù, che si affida al lancio lungo per Correa. Dicevamo risponde la Lazio ovviamente con Pardal, Lupi, Nicao, Capponi e Chilelli. Questi 10 protagonisti sul parquet del Paladante. Ricordiamo le marcature
di Correa, Cau e Francini per il Città di Sesto in mezzo, la marcatura di Tubau ad accorciare le distanze per la Lazio che stava per passare anche qui con Capponi di pochissimo alto sopra la traversa. Francini è già dall'altra parte, addomestica il pallone, conclude, si immola Lupi e poi Correa in anticipo, ancora Renan, il tiro alto sopra la traversa con la deviazione però di Pardal, che è stato molto bravo qui a smanacciare Casu sul punto di battuta di questo calcio d'angolo. Ci mette le mani Pardal, attenzione al contropiede orchestrato qui da Chilelli, c'è spazio per Lupi, dentro per Nicao, Muscas e poi Capponi non passa perché torna sulla sfera Muscas. C'è stato anche un contrasto falloso col cartellino giallo che viene sventolato sul naso di Nicao. Muscas protagonista in questo caso, davvero buonissima stagione fin qui per il portiere classe 2000 del Città di Sesto, giocatore scovato nelle categorie regionali. In particolare in Serie C, dove con la maglia del Villacidra aveva conquistato campionato di Serie D e Coppa Italia. Qui Renan viene fermato. Ancora pausa nella partita, dicevamo. Dunque di Muscas, nato a San Gavino Monreale, ma Villacidrese a tutti gli effetti, come tanti giocatori anche in campo quest'oggi, è passato prima dal calcio a 11, poi passare al futsal nel 2012, indossare la maglia del Norbio Futsal per 4 stagioni, poi il passaggio all'FFC nella stagione 2017-2018 e quindi, come detto, Villacidro Futsal subito alla conclusione, qui ben lontana dai pali della porta difesa da Pardal. Allora Capponi, Chilelli controllato da Ramada, ancora Chilelli, carica all'indietro, Lupi fa circolare per Nicao, ha provato a far passare in mezzo alle gambe di Casu, si deve accontentare della rimessa Nicao. Lupi, il movimento di Capponi, ancora Nicao, Lupi, Capponi, la pressione di Ramada è vincente, attenzione al 2 contro 1, Ramada, il pallone sul mancino, calcia debolmente, non è finita, Capponi prova a portargli via il pallone, perfezione a Nicao, parte Lupi, Chilelli, c'è un'autostrada dall'altra parte per Capponi, torna in tempo utile Ramada, scongiura il peggio per il Città di Sesto che ora prova a imbastire un altro attacco, lo fa con Casu, quindi Renan, ora Ramada, Casu, Lupi interviene in maniera regolare secondo gli arbitri. Capponi, Lupi si riorganizza, la Lazio lo fa con Chilelli, pallone dentro per Capponi, tocca un giocatore del Città di Sesto, allora si tratta di corner. Andrà a battere Dionisi. Tocco corto per Chilelli, il duello con Francini, ancora Lazio in attacco, Chilelli per Lupi, altissimo. Muscas per Casu che si impegna, riesce in un primo momento a tenere il pallone in campo, poi però non può fare tantissimo. Lupi, Chilelli, il taglio centrale di Lupi, provvidenziale Casu e poi arriva Francini, attenzione a Francini che qui cercava il no look addirittura per Ramada, dall'altra parte tanto spazio per Lupi col destro alto ancora, doveva pensare forse di avvicinarsi ancora un po' le parti di
di Muscas, ha visto che il pallone scendeva bene, ha provato a concludere, Lupi è riuscito a trovare bene la porta. Francini, Correa, ancora Renan, il pallone messo in mezzo con il destro allontanato dalla Lazio, ora con il tacco di Dionisi per Chilelli. Ruzier, totalmente perso Dionisi. Wilson si arrabbia tantissimo in panchina, la Lazio non ne ha approfittato. Il taglio di Ruzier, aveva capito tutto Renan. Ruzier direttamente fuori. Caso lungo, ma Francini non può assolutamente intervenire. Già ripartito Pardal. Ruzier, da questi a Nicao. Ruzier, ancora Dionisi. Nicao prova il gioco di gambe su Francini, passa Muscas, attentissimo anche qui. Leggere la situazione, allontanarsi dai suoi pali. Muscas vede ancora Francini, Pardal senza nessun problema in questo caso. Nicao smista dall'altra parte dove c'è ancora Dionisi, alza la testa Dionisi ed ancora Nicao, ha provato a calciare, si è opposto Ugo Ramada. Problemi intanto per Francini, il giocatore classe 91 con un'esperienza importante anche in India, nella Premier Futsal, dove ha giocato al fianco, pensate, di Ryan Giggs e contro Ronaldinho. Vocazioni per lui anche nella selezione, tanti trascorsi sia in Europa che in patria, anche di prestigio, Montesilvano, Pesaro tra le altre, River Plate, Eboli e tante altre formazioni. Giocatore classe 91 Francini, che ha bisogno del ghiaccio spray, se non abbiamo visto male, sulla tibia sinistra in seguito a uno scontro di gioco. Si può riprendere dopo questa pausa. Pardal, lungo in avanti, l'anticipo di Ramada. La rimessa è per il Città di Sestu. Renan, Bueno. Cau del taglio di Renan, che provava a servire il taglio centrale di Ugo Ramada, e poi Pardal che mette direttamente fuori. Poi in apprensione qui non trova la necessaria precisione per dar seguito a questa possibile azione della Lazio. Ruzier non ha problemi nell'anticipare, poi Dionisi. Tubau sbaglia tutto qui, attenzione a Renan, dall'altra parte Renan libera il destro, stava per ingannare Pardal, questa deviazione di Dionisi. C'è il calcio d'angolo per il Città di Sestu. Sempre Renan sul pallone, lo chiede Bueno all'interno dell'area. Servizio invece per Cau, un interessantissimo diagonale. Pardal ha fatto su il pallone, poi Tubau dall'altra parte, subito braccato da Cau, e poi anche Ramada resiste. Tubau guadagna questa rimessa. Fuori Ruzier, torna Chilelli. Nicao, Dionisi, ancora Nicao.
Città molto diligente da parte del Città di Sesto, sempre diretto con grande attenzione in panchina da mister Wilson. Ora si spazientisce invece un po' il suo collega Alessandro Bagalà dall'altra parte per un po' di precisione che sta mancando nelle fila laziali. Tornato in campo a Square. Ramada, Renan, affrontato da Tubau, lo punta Renan che trova il palo esterno qui. Sfidato da Tubau nell'1 contro 1, se n'è andato sullo stretto con una rapidità davvero impressionante. L'ex Olympus ha lasciato partire una conclusione che ha fatto vibrare il legno di Pardal, che qui lancia lungo a cercare Chilelli, fa valere il fisico, aveva visto bene il taglio dall'altra parte di Lupi, ha chiuso in qualche modo Cau. Tocco con l'esterno qui è impreciso, attenzione a un altro possibile contropiede del Città di Sesto con Renan, ancora il numero 10, l'ingresso in area e ancora il pallone che stavolta è stato deviato a Square, fuori una sassata col mancino, uno specialista nei tiri da lontano. A Square se ne è accorta senz'altro anche la Roma 2 settimane fa. Lupi prova a riprendere un po' di vigore la Lazio. Amazawa, Tubau, Amazawa, Chilelli, su di lui c'è Ramada centralmente da Lupi, ancora lo scambio tra i due, la conclusione con l'esterno interessante di Chilelli. Muscas ancora attento a copertura del primo palo. 13:48 da giocare nel secondo tempo. Tubau, il pallone sul sinistro, vede Amazawa, guarda dentro in direzione di Chilelli, non c'è lo spazio però per servirlo, ci riesce invece Lupi addirittura con il tacco. Chilelli chiede una deviazione con la mano, lasciano correre quei direttori di gara. Va detto che la posizione era molto ravvicinata, un rimpallo da pochi centimetri, giudicato evidentemente influente involontario questo eventuale tocco con la mano. Dalla nostra posizione non è facile esprimere un giudizio. Qui il pallone era uscito invece sull'avanzata di Renan, che aveva a sua volta vinto il rimpallo. Lupi un po' colto di sorpresa quella Città di Sesto. Muscas allontana prima che il pallone esca fuori. Amazawa, Lupi subisce il fallo qui, una spinta da parte di Cau. (13 minuti 6 secondi da giocare). Lupi ha battuto la punizione. Amazawa, il movimento di Lupi ad aprirsi sulla sinistra, recupera il pallone Ramada. 2 contro 3, in questo caso Ramada prova a vincere qui con caparbietà il rimpallo, calcia fuori di poco, opportunità per il Città di Sesto sul destro di Ugo Ramada. 12:45 da giocare. Lupi dentro da Chilelli, cercava ancora il 23 biancoceleste Francini, tiene in campo ma poi sbaglia. Amazawa in anticipo contro 2, riesce a trovare Capponi. Punto fermo, ricordiamo, della nazionale Under 19, ancora non lo abbiamo visto tantissimo in questa partita, ha ricevuto anche un cartellino giallo. Una grande speranza del movimento nazionale. Eccolo servito, Capponi, il doppio passo, ottima la copertura qui di Andrea Cau. Francini arpiona il pallone, molto bravo qui Francini. Vede Asquer, attende il movimento di Cau, eccolo servito, si propone ancora Asquer, ha cercato di calciare Cau senza esito. E allora Lupi può ripartire con calma. La Lazio prova qui a non farsi prendere dalla frenesia, a costruire un attacco un po' più ragionato. Chilelli vede il taglio ancora di Lupi, anticipo Francini.
Attenzione ancora Francini, apre lo spazio, Renan, salta il portiere, il palo interno, ma la sfera aveva superato la linea di porta e dunque è un gran gol questo per Renan Suarez. 4-1 Città di Sesto, ha messo a sedere Pardal davvero con una gran giocata, il numero 10 Poker Città di Sesto qui al Paladante. E ora affiora anche un po' di scoramento sui volti dei giocatori della Lazio. Seconda rete stagionale anche per Renan, direi la più bella senz'altro in questa partita. Qualche istante di attesa per valutare insomma il tiro fosse entrato o meno, poi l'esultanza del numero 10 a celebrare questo gol che permette al Città di Sesto dunque di portarsi sulle +3. Attenzione a Chilelli che va alto qui con il sinistro, dicevamo 3 rassicurante per il Città di Sesto, ma manca ancora tantissimo. La gara precedente casalinga con la Roma insegna che possono arrivare dei capovolgimenti di fronte a qualunque momento nel calcio a 5, del resto basta pochissimo. Allora dal canto proprio la Lazio proverà a non rassegnarsi, ma ha bisogno di una iniezione di fiducia alla squadra di Bagalà, mentre Casu ha provato a concludere, ha ribattuta in questo caso da parte di Nicao. Lazio che è andato molto bene nel primo tempo, un po' meno bene in questa seconda frazione. Tira da lontano Tubau, unico giocatore laziale fin qui sul tabellino dei marcatori. Francini, attenzione ad Asquer che riceve sulla corsa. Asquer, uscita di Pardal, si lamenta poi un po' con Lupi e lamenta che qualcosa Pardal, nessun problema però fisico per lui. Eh sì, c'era con Lupi evidentemente una copertura difettosa in precedenza. Proprio Lupi è in possesso del pallone verso Ruzier, una bomba disinnescata da Muscas che scalda ancora le mani. Già nella prima frazione ci aveva provato Ruzier cogliendo la base del palo da lontanissimo. E anche qui è andato vicino al gol. Tubau si immola Francini. Altra interruzione per sistemare il parquet del Paladante. 4-1 Città di Sesto. Ricordiamo ancora l'ultima rete di Renan Correa Suarez, classe 96, secondo anno a Sesto per lui. Grave infortunio al ginocchio, pregiudicato l'ultima sua stagione, lesione il legamento crociato e menisco del ginocchio sinistro. Si è ripresentato all'avvio di questa stagione davvero in ottima forma, lo sta dimostrando Nicao, al di là ovviamente dell'espulsione anche sfortunata nel corso del match col 3,60 perso per 3-0 dal Città di Sesto. Ruzier, Nicao, Ruzier, anticipo qui di Asquer. Francini, provato addirittura la conclusione da lontanissimo. Casu, senza esiti è già ripartito Ruzier. 9:15 per concludere questa partita. Nicao dentro per Tubau che aveva lavorato bene con il fisico ma è stato fermato poi
Ruzier in avanti, qui sbaglia lo stop Tubau, mani sul volto per lui che si dispera per questo errore. Aveva peraltro anche uno spazio interessante di fronte a sé per provare a far male Lazio, che come dicevamo in precedenza avrebbe bisogno magari di un episodio positivo per tornare mentalmente ancora più all'interno di questa partita. Ma il Città di Sesto è molto attento, ha preso sicurezza con il successo sulla Roma, confortato poi anche dal doppio vantaggio iniziale in questa partita. Sta esprimendo soprattutto con grande vigore la squadra di Wilson. Qui vedete quest'altro anticipo da parte di Azzeni, scarica bene per Ramada. Ramada apre lo spazio per Francini, salva Ruzier, poi il palo e non riesce a correggere sotto misura Azzeni. Tripla opportunità incredibile per il Città di Sesto, che a questo punto poteva di fatto chiudere la partita. La sfortuna e la caparbietà dei giocatori avversari hanno impedito però ai rossoblù di portarsi sul 5-1. Time out in campo, lo ha chiesto mister Bagalà, che non vede nei suoi la necessaria attenzione per riaprire una gara ora sempre più in salita. Un po' di pubblicità, torniamo poi in diretta su Directa Sport. Eccoci tornati allora dopo la tripla occasione precedente per il Città di Sesto, a un passo dal 5-1. Si è salvata la Lazio, che può ancora sperare in questa partita, ma ha bisogno di un cambio di atteggiamento. Ha provato a correggerlo Bagalà con l'ultimo intervento. Vedremo se sarà cambiato qualcosa nelle fila della formazione biancoceleste, che ora costruisce questa manovra con Lupi, Dionisi, Capponi, ancora Dionisi, Ramada in pressione, Chilelli si fa soffiare il pallone da Francini, Francini dentro per Azzeni, l'anticipo di Capponi, Casu la tiene lì, poi Pardal. Molto vivace il Città di Sesto, però concretizza meno, ci prova qui Azzeni, ancora Pardal. Dicevamo in precedenza, Città di Sesto che concretizza meno di quanto vorrebbe. 4 occasioni fallite con questa nel giro sostanzialmente di un minuto. Bravo però anche Pardal a coprire lo specchio. Casu, Renan, l'ultimo giocatore sul tabellino dei marcatori, qui era pronto a riproporre quella giocata che abbiamo visto compiere varie volte nel corso di questa partita. Aveva anticipato le sue intenzioni in qualche modo Pardal, ha scaraventato con veemenza il pallone fuori. 7:40 al termine, Città di Sesto non pago del triplo vantaggio, è ancora pronto a premere Casu! È un gran gol di Casu, 5-1 Città di Sesto. Che bomba col sinistro per Angelo Casu. Altro gol fantastico per il Città di Sesto. Davvero impossibile non saltare sulla sedia per una conclusione di questa fattura. Classe 96 Casu, giocatore cresciuto nella Mediterranea di Cagliari, qui aveva conquistato la Serie B nel 2016, poi
dall'estate successiva, sempre con il rosso-blu del Città di Sesto. Portiere di movimento intanto per la Lazio, si tratta di Nicao e subito Muscas a sventare la minaccia. 7-15, Chilelli ormai spalle al muro, la compagine biancoceleste. Lupi, Chilelli, si propone centralmente Capponi, riceve ancora Lupi, Nicao, Lupi, Chilelli, scambia con il compagno e poi ancora Nicao, Lupi, Dionisi, lungo giro palla a cercare lo spazio, Nicao, Chilelli, Lupi, ancora non riesce a trovare il varco giusto a Lazio. Qui c'è il velo di Chilelli che lascia il pallone tra i piedi dell'avversario, arriva la sesta rete del Città di Sesto, che ora mette al sicuro il risultato, lo fa con Ugo Ramada. Gol del Città di Sesto, ha segnato con numero 12 Ugo Ramada. Festeggiato anche il gol di Ugo Ramada. 6:31 al termine di questa partita, che vede premiata l'intensità costante proposta davvero dalla squadra di Wilson. Nicao intanto dentro, allontana Cao, poi passa Renan, trattenuto per la maglia, inevitabile il fischio arbitrale e anche la sanzione disciplinare ai danni di Dionisi. Si tratta addirittura di un rosso diretto per il giocatore laziale e dunque altra tegola sulla squadra biancoceleste, che ormai vede lontanissime le possibilità di una miracolosa rimonta. Qui al Paladante sta per materializzarsi ormai sempre più la prima amarezza stagionale per il team biancoceleste. 3 partite ovviamente da recuperare. Lo ricordiamo ancora una volta, le sfide contro Olympus, Ciampino e Italpol. Non è riuscita a ripetersi sui livelli dell'ultima vittoria interna contro il Monastir, la squadra di mister Bagalà, che poi sentiremo a margine di questa partita nelle interviste che potrete rivedere poi su Directa Sport. Un calo nel secondo tempo per una Lazio che invece al di là del -2, intanto Renan qui con un eccesso di altruismo va a servire Francini per dargli la soddisfazione ancora del gol. Pallone fuori, però dicevamo Lazio che al di là del -2 al 20° aveva giocato un buonissimo primo tempo con varie opportunità, che era pienamente in partita. Qualcosa è successo forse nell'intervallo e comunque vanno sottolineati una volta di più i meriti di una Città di Sesto che ha saputo rialzarsi dopo il duro colpo psicologico di 2 derby persi, qui uno in casa in avvio di questa stagione. Capponi, lo slalom solitario, apre lo spazio per Lupi in abbondante anticipo. Muscas ovviamente vuole continuare a spingere sull'acceleratore il Città di Sesto, che è in salute e che si diverte anche, questa è la sensazione a questo punto della gara. Francini, Ramada, ancora il portoghese, Francini dentro, arriva la nuova marcatura di Renan per rendere ancora più ampio il dominio del Città di Sesto in questa partita. Renan Suarez con la doppietta ha dovuto soltanto scartare il cioccolatino regalatogli dal compagno. 7-1 allora. Lupi, anticipo di Francini, ormai la Lazio è scollegata da questa partita, c'è spazio per i giovanissimi di casa Città di Sesto. Uno di questi è Tommaso Lintas, classe 2001, che ha trovato qui l'incrocio dei pali.
Chilelli, ancora Lintas sul pallone, continua a toccare, qui è stato un giocatore della Lazio, rimessa in zona d'attacco eseguita qui da Francini. Renan, 4:38 al termine, ormai i giocatori laziali attendono soltanto la sirena finale. Anticipo di Ruzier dentro da Chilelli, che non era partito però. Allora Francini prova ad alzare questo pallone, che è facilmente preda di Lupi, dentro da Chilelli. Francini ha provato a intervenire sul pallone contro Chilelli, ha trovato però anche le gambe dell'avversario, per questa ragione ha ricevuto il cartellino giallo ed è stata ovviamente concessa anche una punizione da posizione molto favorevole alla Lazio. 4:19 al termine. Per rendere un pizzico meno amaro il passivo potrà provarci ancora dunque la formazione di mister Bagalà, con Ruzier che è stato molto insidioso con le conclusioni da lontano in questa partita. Sul punto di battuta c'è però anche Tubau, oltre ovviamente a Chilelli. Vediamo un po' chi sarà a battere. Sarà proprio Tubau, l'unico giocatore sul tabellino dei marcatori in questa sfida per i biancocelesti, anche se c'è un cambio di decisione. Torna Chilelli per la battuta di Potenza, forse invece c'è un invito, sostanzialmente sembrava forse per Lupi, si trovava al centro nell'area così come Ruzier, nessuno è riuscito a deviare in porta. Allora Correa dall'altra parte gli porta via la sfera, Chilelli conclude, Muscas respinge. A sigillare ancora la porta del Città di Sestu. Ruzier ribatte l'Intas, da elogiare anche quest'oggi la prestazione di Muscas, sollecitato varie volte dai giocatori della Lazio, si è fatto sempre trovare pronto. Asquer prova a lanciare l'Intas, l'anticipo di Tubau e poi anche quello di Pardal, che usa tutti gli espedienti ovviamente possibili per ritardare un po' la rimessa in gioco del Città di Sestu. 3:58 al termine. Asquer in porta con potenza ma senza la necessaria precisione. Renan, ancora tante energie da spendere, che dal punto di vista fisico si è espresso molto bene nella Città di Sestu. Asquer qui prova a passare, attenzione all'Intas, cercava qui di saltare Lupi, senza successo però. Azione del numero 18, 3:42, Ruzier, Lupi, Chilelli, Tubau contro Ramada, ancora Tubau, Chilelli in porta, interessante il tiro largo di poco. Ramada, Asquer, c'è lo sgambetto di Lupi. Terzo fallo per la Lazio. 3:20 al termine. Ramada, movimento di Renan, chiede il pallone e lo ottiene. Poi dall'altra parte si faceva vedere ancora Ugo Ramada, ha recuperato Lupi. Lupi, la conclusione con la punta. Muscas ancora ad abbassare la saracinesca. Corner Lazio. Tubau può mettere giù sull'attacco di Renan. Ruzier, Lupi dentro da Chilelli, ci mette un piede l'Intas, vediamo se parte Renan, accompagna dall'altra parte Asquer, porta fuori il pallone però Renan. Wilson chiede ancora tanta attenzione ai suoi, che qui si perdono un po'. Il giocatore in maglia numero 19 della Lazio, mentre c'è stato un infortunio, attenzione, infortunio a Lupi.
Sembra solo un crampo per Lupi. Scongiurato qualunque tipo di infortunio peggiore. Intanto campo per un giocatore che non era segnalato sulla nostra distinta con il numero 19. Cercheremo di segnalarlo e di riconoscerlo il prima possibile, mentre tra gli applausi degli addetti ai lavori presenti al Paladante esce Lupi. Si tratta di Pantano con il numero 19. Scodellato il pallone dall'arbitro, 2:43 al termine. Ruzier, qui l'anticipo di Lintas, un passaggio sbagliato. Ramada alza per Cau, conclude di prima ovviamente in gran fiducia con il sinistro, ha trovato la rete anche oggi. Andrea Cau qui non ha trovato la giusta precisione, però Amazawa, lancio proprio per il nuovo entrato Pantano che riesce solo a toccare. Cau a memoria per la discesa dall'altra parte di Asquer, leggermente impreciso. Altro giovane in campo intanto per il Città di Sestu è Luca Pinna con il numero 14. Addirittura parliamo in questo caso di un classe 2003 prodotto del settore giovanile del Città di Sestu, aggregato per il secondo anno consecutivo in prima squadra. Lancio che è proprio per Pinna, controlla con il petto, ma una sfera che schizza via. Pardal, c'è Amazawa da quest'altra parte inseguito da Renan che ottiene il pallone. Tubau murato da Lintas. 94 secondi al termine di questa partita con il Città di Sestu vedo ormai vicinissimo il traguardo. Ancora però la Lazio che ci prova e Muscas a sbarrare la strada. Tubau non riesce a superare Lintas che si lancia dall'altra parte. Lintas ipnotizzato da Pardal. Comunque buona l'azione del numero 18, anticipo di Renan. Intanto si lancia dall'altra parte Renan, l'ultimo a toccare è stato Amazawa. Corner Città di Sestu, 1:15 al termine di questa partita. Ricordiamo anticipo della quinta giornata, si completerà interamente nella giornata di sabato. Pantano può involarsi 2 contro 1, ora 3 contro 1 e Muscas però ci mette ancora il piede. Il servizio che era destinato sul secondo palo per Ruzier, davvero insuperabile il numero 1 sestese oggi, Ruzier. Tubau, Amazawa, sposta il pallone sul destro. Amazawa, deviazione di Pinna in corner. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questa partita, ricordiamo anche i prossimi impegni di queste due formazioni, anzi lo faremo dopo questo corner con Tubau che ha calciato alle stelle. Ci sarà un altro derby, il terzo di questa stagione, la prossima settimana per il Città di Sestu sul campo della Leonardo Cagliari, al Palaconi dunque, mentre seguiamo quest'altra discesa di Lintas, prova a superare Pantano ma non ci riesce. La Lazio che invece nel prossimo turno si troverà di fronte un'altra squadra sarda che
Peraltro oggi anche la capolista di questo girone, ovvero il 360 futsal di mister Diego Podda, capolista con 10 punti davanti al Ciampino. Poi in terza posizione l'Italpol, Leonardo con 5 punti, Active Network e Olympus con 4, Nord-Ovest e Monastir a 3 punti, Roma 1, Lazio Mirafin 0. Poi la Città di Sesto a -2 prima di questa partita, ma sta per cancellare appunto il segno meno la squadra di Wilson, che rivede la luce. Si tratterà, anzi ormai a questo punto lo possiamo dire con certezza, della seconda vittoria consecutiva, mentre arrivano copiosi gli applausi per un altro intervento davvero notevole di Muscas, che si oppone ancora. Finisce qui al Paladante, secondo successo in campionato per il Città di Sesto, che dunque cancella il meno in classifica, batte la Lazio con un rotondo 7-1 in una gara che ha avuto discussioni soltanto nel primo tempo. Nel secondo invece si è trattato di un sostanziale monologo dei rossoblù, che hanno abbondantemente meritato dunque la seconda vittoria in campionato. Ora +1, la squadra di Wilson guarda all'orizzonte con molta più fiducia. Ricordiamo il derby la prossima settimana in trasferta contro la Leonardo, una sconfitta su cui riflettere invece per la Lazio, calata tanto nel secondo tempo dopo una buona prima frazione. Io a questo punto vi rimando ovviamente alle interviste post partita, che potrete rivedere da domani sulla pagina Facebook Directa Sport Live TV. Ringrazio Mattia Bullitta per l'ufficio stampa della Città di Sesto, che ha collaborato per la realizzazione di questa diretta della telecronaca. Grazie ad Andrea Farris per le immagini e per la parte tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata.